Benvenuti a questa presentazione della 12ª giornata dedicata a psichiatria e psicoanalisi, organizzata come ogni anno dal Centro Veneto di Psicoanalisi e quest'anno dedicata all'ambito dell'addiction con il titolo La clinica delle dipendenze tra vuoto, azione e pensiero. Per presentare la giornata è qui con noi il professor Lucio Sarno che in occasione della mattinata presenterà una relazione sul tema trasformazioni tossiche nelle dipendenze. Il professor Lucio Sarno è professore emerito di psicologia clinica all'Università San Raffaele di Milano, dove è stato anche primario del servizio omonimo di psicologia clinica, è membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana dell'IPA ed è esperto di analisi dei bambini e degli adolescenti ed è psicoanalista di gruppo, nonché fondatore dell'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo. Tra le sue varie opere, tra i suoi vari lavori, ce ne sono anche alcuni dedicati appunto al tema dell'addiction. Allora, professor Sarno, comincerei col chiederti una prima cosa, se cioè pensi che possa essere un tratto unificante dal punto di vista psicoanalitico delle dipendenze patologiche, il fatto di rappresentare delle conseguenze di qualcosa che non ha funzionato in quella che possiamo definire la dipendenza fisiologica del piccolo di uomo dagli oggetti primari o dall'ambiente in senso winnicottiano che sono necessari allo sviluppo psichico, per cui poi la sostanza psicoattiva o il comportamento iterativo diventano una specie di cemento che cercano di rimediare a un funzionamento psichico sofferente, assicurando una pseudo indipendenza nelle relazioni. Ma direi di sì, direi assolutamente di sì. Eh, il paradosso, per certi versi, è che il problema della dipendenza è strettamente legato a quello della nascita della psicoanalisi nel momento in cui Freud decide, tra virgolette, di rompere con l'ipnosi, in cui la dipendenza del legame del paziente nei confronti del medico era assolutamente fondante la relazione terapeutica stessa. Nel momento in cui si inaugura il metodo psicoanalitico, al contempo emerge come all'interno della dimensione sintomatica che accompagna la presenza del paziente nello studio dello psicoanalista stanno le cause che in qualche modo ad esperienze traumatiche si legano e che conducono necessariamente a ripercorrere la storia del paziente fino, possiamo dire, col progredire dell'analisi dal punto di vista teorico e clinico, fino a rintracciare nella relazione madre-bambino l'elemento caratterizzante le prime fasi dello sviluppo e anche le possibilità di uno sviluppo sano o patologico. E in tutti i modelli psicoanalitici il tema della relazione madre-bambino e dunque della dipendenza rappresentano e sono una costante, anche se poi sono riguardate da prospettive diverse. La dipendenza poi ritorna come centrale paradossalmente anche all'interno della relazione clinica nel momento stesso in cui si accende del fuoco del transfer. Dunque possiamo dire che la dipendenza è al centro dello scenario psicoanalitico ed è al centro anche, a mio avviso,
nelle sue accezioni variegate, che come sappiamo ha, di ciò che oggi possiamo definire come il mondo delle tossicodipendenze. D'altronde però non si può forse dire che ci sia un'unica organizzazione, un'unica struttura psichica che sottende alle dipendenze patologiche, ma piuttosto, a mio avviso, vari assetti psichici e organizzazioni che possono poi contribuire a sviluppare l'addiction. Ecco, tu cosa pensi di questo punto di vista? Un'identità, come dire, specifica ed univoca a questa sommatoria di patologie che ricadono all'interno del campo delle tossicodipendenze. Da un certo punto di vista ritengo che vi siano alcune caratteristiche, avremo modo di discuterne in occasione della giornata, che a mio avviso ricorrono come delle costanti, appunto, che caratterizzano la relazione tossica o la dipendenza tossica. E direi che a mio avviso queste costanti, o almeno delle prime costanti, possano essere individuate nella ambiguità e nella ambivalenza che segna la relazione. Però dobbiamo ugualmente dire che le manifestazioni che ricadono all'interno del campo delle tossicodipendenze sono estremamente variegate e che molto dipende anche dalla prospettiva da cui noi le riguardiamo. Faccio degli esempi proprio in termini categoriali, perché possiamo dire, stabiliamo che il mondo delle tossicodipendenze abbia come sua prevalenza il fatto di dipendere da qualcosa, da una sostanza, che sia l'alcol, il fumo, il tabacco, le sostanze cosiddette che chiamiamo abitualmente come droghe, ma potrebbero essere anche i farmaci. Ma possiamo dire che queste dipendenze dalle sostanze siano davvero sovrapponibili l'una rispetto all'altra. Se poi passiamo in un campo diverso, meno concreto, quale possiamo dire la dipendenza che in qualche modo caratterizza in vario modo il rapporto con il mondo dei social. Possiamo dire che, come dire, l'isolamento che accompagna nell'abuso o con cui un numero di soggetti sempre crescente mantiene rapporti quotidiani con tutto ciò che in qualche modo lo sottrae alla dimensione reale del vivere quotidiano, delle sue relazioni, è sovrapponibile immediatamente a colui il quale vive nell'incessante attesa di una risposta ad un messaggio e per questo mantiene un legame coattivo nei confronti del suo apparecchio, del suo dispositivo, o viceversa, di colui il quale vive un suo legame specifico con un influencer. Cioè ci troviamo di fronte a delle manifestazioni, e aggiungerei, possiamo considerare il gioco d'azzardo, la dipendenza dal sesso o lo shopping compulsivo, comportamenti che hanno in comune qualcosa, come sovrapponibili fra di loro, come riconducibili ad un'unica matrice, ad un'unica struttura di personalità. A mio avviso tutto ciò suscita interrogativi che meritano un approfondimento e una risoluzione non facile. Tornerei però un momento agli aspetti, diciamo, unificanti, riprendendo il titolo della giornata che sottende mm, l'idea di una connessione tra carenza rappresentazionale ed agito, sia esso impulsivo o compulsivo. Ecco, potrebbe essere da un punto di vista questa volta endopsichico
un'ulteriore chiave di lettura delle dipendenze patologiche nel loro insieme. Eh, Le tue domande, a mio avviso, aiutano a far comprendere come il mondo che noi intendiamo indagare, che rappresenta una nuova sfida per tutte le discipline che in qualche modo intervengono nel cercare di comprendere e di curare queste forme di sofferenza sempre più estese, sempre più variegate, sempre anche più gravi, ci permette in questo caso, in questo movimento, partiti da qualcosa che sembra poter considerarsi un elemento costante e basico, per poi moltiplicarsi nel variegato mondo delle sue manifestazioni. Attraverso la tua domanda è possibile provare a dare una prima risposta che naturalmente al momento è provvisoria e spero che ci sia modo di approfondire insieme durante il nostro incontro. Sì, io direi che intanto un elemento comune è un termine che può sembrare banale perché in fondo è stato usato abitualmente, ma a mio avviso merita sempre approfondimenti, che è la valenza compulsiva del legame. Perché la valenza compulsiva, in qualche modo, al di là della iterazione, contiene, a mio avviso, almeno altre due o tre caratteristiche fondamentali. Una necessità, un'urgenza che sottrae spazio e tempo alle relazioni e costringe ad un legame, per l'appunto, compulsivo in cui è come se il tempo collassasse, non ci fosse la possibilità di tollerare l'assenza, di poter dunque simbolizzare l'oggetto e il collasso del tempo e della relazione generasse o si traducesse, precipitasse nell'azione. Vale a dire in un'azione che ha più il sapore appunto di un agito irresistibile, ma apparentemente, tra virgolette, asensato, non insensato, ma che non sembra orientato né dalla volontà, né dall'intenzione, né dalla scelta, anche se apparentemente la scelta è estremamente marcata. E questo ci porta al secondo aspetto che tu sottolineavi, che tu richiedevi all'attenzione, vale a dire in che modo al contempo viene a soffrire la parola che è al centro della nostra riflessione dal punto di vista scientifico, dal punto di vista delle articolazioni del pensiero e dal punto di vista della relazione clinica psicoanalitica. E qui mi torna in mente, devo dire che da questo punto di vista la psicoanalisi freudiana, sia quella di Freud per primo, ma anche quella di tutti coloro che adesso frequentiamo, ha dato dei contributi di una ricchezza infinita. Ma mi fa piacere riportare proprio il Freud di un lavoro che non andrebbe mai dimenticato, che è quello che ha per titolo Sul problema dell'analisi condotta da non medici, dove, citando il Faust di Goethe, si interroga sul rapporto tra la parola e l'azione. Perché l'interlocutore cosiddetto imparziale accusa Freud, che fa riferimento alla parola come strumento cardine della cura, di essere una sorta di mago, che in qualche modo ritiene di poter. E Freud dice che sarebbe una magia se potesse compiersi in tempi e modi estremamente rapidamente efficaci. Ed invece l'azione, in qualche modo, è qualcosa che precede dal punto di vista evolutivo e che invece non è esattamente nelle corde dello spazio-tempo necessario al dialogo e alla parola che è al centro della relazione di cura psicoanalitica. Ecco, infine la cura. Rispetto alla cura,
Dobbiamo pensare che all'analisi, diciamo, in senso stretto, o piuttosto dobbiamo pensare a una sua applicazione o per altri versi all'estensione del metodo verso la psicoterapia o verso trattamenti multimodali per pazienti che eh, spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, ma altre volte in maniera diciamo più duratura, eh, presentano delle difficoltà importanti rispetto all'utilizzo della parola all'interno del funzionamento psichico. Eh, Anche in questo caso la domanda è assolutamente pertinente e la risposta non è facile. Possiamo dire che forse siamo aiutati oggi, non dico e non soltanto dai grandi progressi che ha fatto la psicoanalisi, ma non dimentichiamo che i progressi della psicoanalisi sono tutti legati alle difficoltà che la psicoanalisi stessa ha incontrato di fronte a casi sempre diversi e sempre più gravi. Ogni avanzamento della psicoanalisi è legato al non poter dare risposta ad un problema o a determinate categorie di soggetti. All'inizio erano i pazienti non nevrotici, potremmo dire, oggi vi sono altre categorie di soggetti che in qualche modo ci impongono riflessioni di carattere teorico, ma soprattutto di carattere tecnico-relazionale, per poter far sì che la psicoanalisi possa, come dire, raggiungerli e quindi rendere possibile una cura che altrimenti non lo sarebbe stata e forse non lo sarebbe. È indubbio che oggi questa categoria così variegata ed ampia di soggetti, trattino pazienti, ci impone e ci costringe davvero, come dire, a dover affrontare delle difficoltà e anche a confrontarci con dei limiti, ma dei limiti che sono, come dire, legati al fatto che, appunto, riprendendo quello che stavamo dicendo un attimo fa, al fatto che laddove abbiamo un confronto costante con modalità di funzionamento della mente che collassano in continuazione, che in cui lo spazio per la rappresentazione, la capacità di tollerare l'assenza, la capacità di tradurre l'assenza, Bion insegna da questo punto di vista nel momento in cui la capacità di tollerare la frustrazione che è legata all'assenza dell'oggetto e che dovrebbe generare la capacità di simbolizzare, di rappresentare l'oggetto nella sua assenza, come anche lo stesso Winnicott in modo diverso diceva, non si rende possibile. E dunque vi è un magnete che in qualche modo costringe il funzionamento della mente e impedisce l'attesa, impedisce la simbolizzazione, e impedisce la tolleranza della frustrazione dell'assenza dell'oggetto, e impedisce la possibilità di dar valore o di tollerare la presenza dell'altro e la dipendenza dall'altro, dato che tutte e due, se da una parte vi è una dipendenza eccessiva, sappiamo anche che vi è un'intolleranza alla dipendenza reale o sana all'interno del vivere, della vita, del vissuto tossico della dipendenza. Come possiamo noi far sì che questi soggetti, pazienti, siano raggiungibili o si possa stabilire con loro o avviare con loro una relazione che abbia delle potenzialità feconde piuttosto che non di rotture precoci o di fallimenti. Ed è qui che si pone il problema, un problema che forse ha bisogno non solo della nostra giornata, ma forse avrebbe bisogno di giornate e giornate e giornate. Ma io rimango comunque ottimista rispetto al fatto che l'importante
sia quello di non perdere la bussola di riferimento. Oggi noi siamo cimentati in continuazione nel dover far conto di ragioni che ci costringono a rendere il nostro setting come una variabile, più che come una costante all'interno della nostra relazione di cura psicoanalitica. L'importante è che noi si sappia qual è la bussola, da dove arrivano i venti e come riuscire a sopravvivere alle onde e ad arrivare ad una destinazione che comunque abbia una sua, tra virgolette, valenza salutare e mantenga un suo valore psicoanalitico. E io penso che ciò, nonostante tutto, sia possibile. Ringraziamo il professor Sarno e ci rivediamo in occasione del seminario del 24, in cui potremo sicuramente approfondire meglio tutte queste tematiche. Grazie ancora, professor Sarno. Spero davvero e ti ringrazio e vi ringrazio dell'invito. Una buona Alberto, serata intanto e a presto.